troviamo a Vado Ligure, dove sono in corso i lavori di ripristino del terminal traghetti. In questa fase dei lavori stiamo completando il consolidamento del fondale per la successiva realizzazione del fronte di banchina. A causa delle mareggiate degli ultimi tempi che hanno compromesso l'agibilità strutturale dei piani banchina, si è dovuta identificare una soluzione alternativa utilizzando una gru di grosse dimensioni, con uno sbraccio di circa 80 metri che potesse operare a una distanza di sicurezza dalle aree ammalorate. Considerando l'elevata portata della gru che vedete alle mie spalle, ovvero 600 tonnellate, si è reso necessario effettuare un consolidamento del terreno su cui essa appoggia. Il consolidamento del terreno è stato raggiunto grazie alla realizzazione di una trave in calcestruzzo armato, la quale permette il movimento della gru in totale sicurezza. Inoltre è stato realizzato un sistema di monitoraggio che ci consente di verificare costantemente e in tempo reale eventuali movimenti della trave su cui poggia il cingolo della gru durante le lavorazioni. Terminate le opere di consolidamento del fondale, verrà realizzato il nuovo fronte di banchina e successivamente verrà ripristinato tutto il piazzale.